Grande agitazione a Sottomarina nei pressi della stazione degli autobus conosciuta come ex Iamice a causa di un intervento dei carabinieri e un successivo intervento dell'ambulanza e dell'automedica del SUEM. La vicenda non è ancora chiara, praticamente due uomini apparentemente stranieri giacevano per terra sotto il porticato della stazione e ovviamente hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, sembra che i due, oltre ad essere ubriachi, siano stati anche picchiati da qualcuno. Potrebbe essere, è solo un'ipotesi, una diatriba tra venditori abusivi che giungono praticamente tutti i fine settimana a Sottomarina tramite appunto le corriere e vanno a vendere merci sulla spiaggia. Eventuali ulteriori approfondimenti in seguito. Nuovi particolari emergono riguardo la proroga di 2 anni che il direttore generale del Ministero per lo Sviluppo Economico, Gilberto Dialuce, ha concesso a Costa Bioenergie per ultimare il deposito GPL in Val d'Ario. La rivista online Staffetta, che si occupa delle fonti di energia, svela che la proroga è stata motivata dai ritardi nei lavori, dovuti al ricorso a una particolare tecnica di fondazione dei serbatoi di GPL richiesta dalla Sovrintendenza dei Beni Archeologici del Veneto, la stessa che ora eccepisce la mancanza di autorizzazione paesaggistica, e inoltre al ritardo nel collaudo della banchina di arrivo dei serbatoi di GPL. Finora l'azienda ha speso 15 milioni dei 23 preventivati. Il sito scrive che la Sovrintendenza nel luglio 2014 aveva richiesto, a proposito della tumulazione dei 3 serbatoi da 3.000 metri cubi ciascuno, una particolare tecnica di fondazione al fine di evitare manomissione del suolo, senza avanzare allora alcuna obiezione di carattere paesaggistico. L'estensore dell'articolo si chiede se non sarebbe il caso di introdurre una legge che imponga un termine preciso e breve per opporsi, decorso il quale si possa dare certezza a chi vuol dar corso alle proprie attività, così come è stato previsto per gli appalti pubblici. Ancora una volta il deposito GPL di Chioggia diventa un caso nazionale. Il Ministero resta intanto in attesa di conoscere il ricorso che Costa Bioenergie intende presentare al TAR del Veneto contro l'ordinanza di demolizione. E la carretta non c'è più. Il relitto della Notios Hellas, la nave greca che arrugginiva a nord del Porto Vecchio dei Saloni dal lontano 1983, è stata finalmente smantellata. Come potete vedere dalle immagini, ormai rimangono solo le palancole che probabilmente circoscrivono la zona per impedire l'inquinamento. Della nave però non c'è più traccia ed è sparita per fortuna definitivamente dal nostro panorama. Speriamo che non rimangano altre navi, ovviamente ci riferiamo alle navi della Libo Adriatica, la società che è in liquidazione, e la Romano P che appunto è lì da tanti anni, e c'è ancora una chiatta incagliata nei pressi del ponte translagunare. Speriamo che non ci vogliano altri 30 anni per liberare anche quella. Rapido intervento dei vigili del fuoco ieri sera attorno alle ore 20:30 per soccorrere un anziano scivolato dalle scale nella sua casa di Sottomarina, dove era rimasto incastrato. L'uomo non era ferito, ma non riusciva a muoversi e pertanto, una volta liberato dai pompieri, è stato condotto all'ospedale per accertamenti. Sono partite poco dopo le 10:30 di stamane dal piazzale antistante la chiesa della Navicella le biciclette della pedalata di solidarietà con i migranti ospitati all'ex ristorante Al Bragosso di Sant'Anna, ai quali un atto vandalico compiuto il 3 aprile scorso aveva inferto il taglio dei copertoni delle bici in dotazione. La carovana di Chioggia Accoglie ha effettuato una colletta per l'acquisto di nuove gomme da bicicletta che sono state montate in luogo di quelle danneggiate e consegnate ai destinatari appunto stamane. Le circa 40 unità, fra migranti e cittadini di Chioggia, hanno poi proseguito il percorso comune verso l'isola della Fossetta. Ultimo appuntamento con la 43esima stagione concertistica promossa dalla sezione clodiense della Gioventù Musicale d'Italia.
Oggi pomeriggio dalle ore 17:15 nell'auditorium di Calle San Nicolò il maestro Loris Tiozzo, organizzatore artistico della rassegna, dirigerà il complesso vocale e strumentale Città di Chioggia in un repertorio lirico, popolare, religioso e folcloristico. L'ingresso allo spettacolo costa 3 euro. Ciao amici e ben trovati al previsioni meteo di questa domenica di fine maggio. La situazione, come potete vedere, è tranquilla, l'anticiclone si è posizionato in tutta la sua massima potenza, andrà avanti almeno fino al 4-5 di giugno senza scossoni. La certezza di questo anticiclone saranno le belle giornate terse con bel tempo, assenza quasi totale di vento salvo qualche brezza pomeridiana da mare e temperature che si attesteranno tra i 27 e i 30 gradi già da oggi e domani.